E a proposito di turismo, vediamo adesso un servizio che serve ai residenti ma serve anche ai tanti turisti, perché nella giornata mondiale della bicicletta è stato inaugurato un nuovo traghetto Porto Levante Albarella sul Po. Il servizio sperimentale sarà attivo di fatto per tutta l'estate fino ad ottobre. Allora vediamo le immagini in questo taglio del nastro. Un matrimonio del mare, due sponde oggi più vicine. Ora un traghetto lega Porto Levante ad Albarella sul Po e per celebrare l'unione si è tenuta una festa con taglio del nastro e tour nella giornata mondiale della bicicletta, perché proprio per gli amanti delle gite in bici, della natura e della sostenibilità è stato pensato il nuovo traghetto. Oggi come oggi, se non abbiamo un passaggio bici-barca che va dalle valli nord della zona di Rosolina Albarella fino per collegare tutto quello che è l'interland del proseguo della ciclabile adriatica sulle valli sud di Porto Levante fino veramente al delta, al cuore del delta del Po, non avrebbe senso. Si tratta di un collegamento sperimentale che funzionerà fino ad ottobre, attivo il martedì, venerdì, sabato e domenica ad agosto, tutti i giorni. Un servizio che è già stato sperimentato in altre parti della regione, parlo del tagliamento, ed ha avuto un successo veramente strepitoso. Queste forme di intermodalità tra gomma, la bici e l'acqua sono molto ricercate dai turisti e sono convinta veramente che questa sinergia con i due comuni, la regione, il parco e la provincia di Rovigo darà delle ottime soddisfazioni. Un servizio pensato soprattutto per i ciclisti e i cicloamatori, che si propone di sostenere la transizione verso la mobilità sostenibile, incentivando appunto l'utilizzo della bici, anche in considerazione del fatto che l'area insiste su diversi percorsi della cosiddetta REV, Rete Escursionistica Veneta, e si pone in prossimità del tratto finale della futura ciclovia Vento, Venezia-Torino. Questo servizio è importantissimo per lo sviluppo turistico e logistico della nostra Portoviro, ma anche del comune di Rosolina, con cui facciamo squadra anche su altre tematiche.